Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Claudio, a te la linea. Buongiorno a tutti. Sì, un fine settimana successivo al grande lavoro fatto dai nostri volontari anche in Pontida. Diciamo, sono stati giorni un pochettino anche toccanti, perché a parte quello che è successo e quello che sta succedendo in giro per il mondo e quello che è la scomparsa di un amico, Ettore Pirovano, e siamo vicini ovviamente alla famiglia, agli amici, a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di percorrere un pezzo di strada insieme a lui. Mancherà sicuramente. Pontida è stata per l'umanitaria ancora una volta una tappa importante perché si ritorna al contatto umano, quindi a rincontrare persone, a rincontrare gente comune, personalità politiche, persone che hanno dato una mano, che continuano a dare una mano al nostro gruppo e ai nostri progetti. È sempre bello confrontarsi, è sempre bello il confronto, il contatto, certo il complimento, e un ringraziamento va sicuramente a Sara e a tutta l'organizzazione, a tutti i volontari che sono passati e sono stati lì nella giornata e che continuano a operare nel organizzare e nel continuare a portare avanti gli scopi del nostro gruppo, della nostra associazione. Si fa sempre tanta fatica, ovviamente, altrimenti, come direbbe qualcuno, lo farebbero tutti, no? Altrimenti lo farebbero tutti se fosse facile, forse. Poi quando si entra in associazione si scopre che non è poi così difficile fare qualcosa di buono. Bisogna sempre cominciare da qualche parte. Umanitaria Padana è una buona piattaforma di bontà, ecco, una buona piattaforma di bontà, è un buon punto dove cominciare o ricominciare a fare qualcosa nel modo giusto, con tutta la fatica, tutta la programmazione, tutta la progettualità che serve per fare poi e controllare soprattutto che tutto quello che viene fatto vada realmente a destinazione, vada realmente negli scopi che sono stati dichiarati e progettati. Non è così banale anche portare aiuti a livello internazionale come facciamo da un paio di decenni. Non è così facile, c'è la burocrazia, ci sono i contatti, ci sono tanti fattori che a volte complicano anche le attività. È stato sicuramente bello per chi è passato a trovare i nostri volontari, innanzitutto poter dare un contributo concreto, no? Poter magari prendere un gadget, una maglietta, qualcosa, e dare una mano economica all'associazione. E poi soprattutto guardare negli occhi i volontari, quindi misurare il vero spirito, il vero entusiasmo che porta tanti di noi a essere più anche di me in questi miei ultimi mesi, perché comunque io, viaggiando molto all'estero, vedo sì altre cose, ma sono meno presente in magazzino come era una volta con Amorino e con gli altri. È importante, è veramente importante, soprattutto oggi, svegliarsi al mattino già con l'idea di muovere qualcosa in positivo, no?
perché questa energia serve, questa energia oggi come l'energia della preghiera per alcune persone, per chi crede in questo, ed è molto importante, e vi assicuro che in alcuni momenti, in alcuni luoghi è perfettamente misurabile questa energia. L'ho toccata con mano qualche anno fa, grazie a una missione fatta nel Balkan, sempre con l'umanitaria, e difficili da descrivere certe cose che si sentono. Come altre persone usano questa energia per migliorare la propria esistenza e l'esistenza e la vita delle persone che stanno intorno a loro, ma è sempre quel bene contagioso che serve per migliorare un po' la situazione attuale. Come anche si potrebbe chiedere ai nostri politici, ai politici che magari per sbaglio riusciranno ad ascoltare questa trasmissione o altre trasmissioni, di prendere esempio da chi in modo disinteressato fa del bene semplicemente perché è necessario farlo ed è giusto farlo. È giusto dare una parte del proprio bene ad altri. Ne parlavamo anche ieri sera qui a cena con degli amici. Abbiamo fatto una chiacchierata divertente e interessante su tecniche ingegneristiche, sul risparmio energetico, sul non inquinare, sul fare cose per riportare il bilancio nostro verso il pianeta in positivo, quindi fare in modo di danneggiare il meno possibile il nostro passaggio, no? Il nostro passaggio di questo periodo sulla Terra. E bello vedere che questo ingegnere che ci ha ospitato ieri sera sta regalando tutti i suoi progetti a chiunque glieli chiede. E quindi ha creato una casa completamente, un ambiente completamente indipendente e rispettoso dell'ambiente, e chiunque gli chiede una mano, lui va e gliela chiede. Ovvio, ha sicuramente una situazione che gli permette di non lucrare più sul suo lavoro, quello sicuramente, ma bello vedere che c'è la voglia di passare il valore vero, no? di una progettualità di vita, cercando di portarlo e di trasmetterlo ad altri. Questo lo si fa anche con il fare qualcosa per gli altri, quindi fare una donazione o portare aiuto a qualcuno serve anche per cambiare magari la mentalità di una persona che si trova in un momento di difficoltà e quindi magari è arrabbiato col mondo perché vive l'ingiustizia di essere in un momento problematico, poi trova una persona che gli dà aiuto e capisce che, nonostante la sua posizione, nonostante il suo momento magari non al livello che vorrebbe, diciamo, non positivo, perché poi si rende conto anche una persona che si sente sfortunata, che vive un momento positivo, un momento diversamente diverso ma positivo, e si rende conto che anche nella sua posizione magari molto problematica, con molta crisi, magari con pochi soldi o con senza soldi, si accorge che può fare qualcosa per qualcuno che ha ancora meno di lui, o anche di più economicamente di lui, ma non ha una persona con cui parlare, per esempio, quindi vive altre difficoltà. Purtroppo ci hanno addestrato, non abituato, attenzione, ci hanno addestrato a misurare tutto in termini economici. Ci hanno addestrato a misurare anche il bene in termini economici. Tutto deve avere un valore in soldi. E invece i veri valori sono altri. Il valore della solidarietà, il valore dell'amicizia, il valore degli affetti, sono valori che sono stati fatti passare in secondo piano. E invece dovremmo fare un passo indietro e tornare a usare un altro metodo di misura. Poi sì, il denaro serve, certo.
il denaro serve, ci permette di poter vivere più serenamente, ci permette di poter fare anche del bene. Mi raccomando, non smettete mai di sostenere l'associazione anche con piccole donazioni. Umanitariapadana.net è il sito internet, c'è una pagina che si apre con in alto a destra un tasto, un rettangolo ovale con scritto dona ora. Cliccando lì non è che vi parte automaticamente un Uber che vi preleva i soldi dal conto, state tranquilli, lì si apre una pagina dove sono elencate tutte le modalità possibili per fare una donazione anche istantanea, quindi importante. Per esempio, se lo fate adesso, magari domani poi mi telefono all'ufficio e mi dice ha funzionato, no? Qualcuno l'hai convinto, quindi mi raccomando, magari fatelo adesso. Scrivete umanitariapadana.net, entrate, dona ora, guardate di IBAN, guardate, c'è il conto corrente postale, ci sono varie modalità per fare una donazione. Fatela, ma anche di quello che potete. La grandezza la decidete voi. Può essere anche una piccola donazione che ogni mese ci date come sostegno continuativo. Non serve, sì, ovvio, donare milioni, si fanno più cose, ovviamente. Una volta io non ero, io per esempio sono una persona che non fa regali economici, io non regalo soldi perché sono contro questo tipo di logiche. E non ero molto, tanto tempo fa, tanti anni fa, non ero molto propenso al movimento del denaro per fare anche per questo tipo di attività. Sara mi spiegò appunto che sì, bello trovare qualcuno che ci dona un bancale di motori, un bancale di pompe, un bancale o bancali di materiale. Sì, poi bisogna anche trovare il trasporto, trovare il container, trovare poi dopo l'associazione si è organizzata per fare questo e anche di più, con la missione Guerrieri, con le missioni legate a Guerrieri per la Pace si fecero e si fanno ancora ogni tanto dei contatti e dei collegamenti e dei trasporti eccezionali. Sono cose che ci distruggono quando siamo nei magazzini per organizzare i trasporti, ci demoliscono i nostri volontari, ma wow, quando si chiude il container e si vede il camion andare via e si sa che andrà a destinazione, perché molto spesso ci siamo noi, anche non dentro il container, ma insieme alla consegna poi, o persone di nostra fiducia. Però la donazione economica effettivamente ha un valore aggiunto. Ci permette di fare la stessa cosa che fate voi con noi, quindi donazione istantanea, adesso clic e i vostri 10 euro, 50 euro sono nella disponibilità dell'associazione, ma nello stesso modo la progettualità che è stata fatta dall'associazione decidendo quali sono gli obiettivi del 2025, per esempio, o dei prossimi 3 anni, perché ci sono anche missioni, quindi donazioni, piuttosto che progetti che portiamo avanti che durano più anni. E quindi non so, la costruzione di un edificio, quindi partecipiamo alla costruzione di una scuola o partecipiamo alla costruzione di pozzi o di dare l'acqua in un ospedale. Vedi, questa è una roba che mi ha allucinato pensare che ci fossero ospedali senza acqua corrente all'interno. Quindi tutte queste progettualità a volte ci portano a fare un passaggio ogni anno per tanti anni, quindi essere parte di un grande progetto o di qualcosa con cui che facciamo, che portiamo avanti insieme anche ad altri. Sono grandi cose come l'aiuto alle persone, alle ragazze per un'emancipazione, al pagamento della libertà di alcuni ragazzi. Sembra assurdo nel nostro modo di vivere, no? Che ci siano queste problematiche in alcune nazioni, ma ci sono reali. Sono in alcuni casi altre culture criticabili, certo, nelle loro logiche, ma
quando, rispettando quelle culture, si trova comunque una mediazione, si trova una soluzione, perché non farlo? Rispettando tutti i passaggi, rispettando tutto quello che serve. Quindi la donazione economica effettivamente diventa un aiuto immediato anche dall'altra parte del mondo. E quindi giustamente dall'altra parte del mondo, poi dall'altra parte del mondo intendo nei paesi dove stiamo operando, dall'altra parte del mondo in alcuni momenti c'è anche la Brianza, per esempio, alluvionata, mamma mia, ho visto delle cose anche in un cantiere che sto vedendo vicino al fiume Seveso, ci sono stati dei disastri, siamo vicinissimi anche alle persone e ai ragazzi che oggi stanno facendo veramente un grande lavoro di pulizia. Anche lì, mentre guardiamo come aiutare famiglie dall'altra parte del mondo, ci troviamo che la mala gestione, che poi non viene mai fuori, perché si dà sempre la colpa al cambiamento climatico, che sempre più spesso adesso si sta evidenziando che non è poi cambiato così tanto il clima, cambiano determinate cose per incuria di alcune amministrazioni. Milano è un disastro per tanti fattori. I fiumi che entrano a Milano ovviamente quando poi non trovano sfogo perché non si possono toccare i sassi sul letto di fiumi, bisogna lasciare gli alberi all'interno dei fiumi perché rallentano l'energia dell'acqua. Sì, però oltre a rallentare l'energia dell'acqua, alcuni ingegneri e persone che lavorano con la natura hanno detto sì, è vero che rallentano molto spesso si usano, anche in Giappone stanno facendo dei muri per i tsunami, e dietro il muro hanno fatto un bosco grandissimo per fare in modo che l'acqua sia rallentata prima di arrivare alle città. Sì, ma se all'interno di un fiume poi oltre all'acqua ci passano anche tronchi, recinzioni e altre cose che sono state purtroppo magari abbandonate o la natura stessa lascia nei fiumi, noi non le togliamo quando possiamo farlo, tutte quelle cose poi arrivano a valle tutte insieme e quando trovano gli alberi in mezzo al fiume fanno una bella diga e prima di quella diga ci sono grossi problemi. E questa volta si è vista una cosa anche pazzesca. Non ci sono stati tanti straripamenti dei fiumi, ma sembra che dagli invasi che sono stati creati l'acqua sia risalita dalle acque chiare, quindi dai tombini, c'erano i tombini che sparavano la ghisa dei tombini a 3-4 metri di altezza e facevano uscire fiumi d'acqua dalle fognature, quindi ci sono stati capannoni che si sono riempiti non perché gli è arrivata l'acqua da fuori, ma perché gli è risalita l'acqua da dentro e si fa veramente fatica a gestire queste cose. Gli aiuti servono anche lì, come sono serviti ad Amatrice quando c'è stato il terremoto, e ci siamo attivati tante volte, ancora adesso abbiamo contatti con loro, con i volontari della protezione civile di quelle zone. Come in Emilia abbiamo fatto tantissimo e in più volte, non soltanto nel periodo del terremoto, ma anche dopo con le alluvioni a Forlì e in altri luoghi. Lo dico anche perché era capitato in passato per chi si avvicinava a noi perché ci ascoltava, magari per la prima volta dicevano: ah sì, voi siete bravissimi, prendete le cose da qua e le portate di là, no? E qui non fate niente. Molto spesso si fa senza dire niente, perché noi abbiamo anche un grande difetto. Abbiamo paura di ammettere di avere bisogno e quindi quando abbiamo bisogno ci chiudiamo in casa, tiriamo giù la tapparella, spegniamo la luce, magari non abbiamo una luce perché ce l'hanno staccata e non vogliamo farlo sapere a nessuno. E quindi andiamo a morire dentro. E anche questa è una cosa da tenere sotto controllo.
non è un momento facile per tanti. Quindi l'aiuto a volte non è necessariamente un aiuto economico, l'aiuto a volte è anche semplicemente salutare il vicino che vedete alla finestra, magari che sta guardando fuori, fermarsi a far 4 chiacchiere con la persona che vedete lì. Parlano, dicono che 8 minuti, dai 5 agli 8 minuti di chiacchierata disinteressata possono veramente svoltare la giornata, se non svoltare l'umore, far cambiare l'umore, magari anche pensieri non positivi a una persona. Ci vuole veramente poco. La solidarietà se la si può trasmettere la si può donare in tanti modi, mettiamola così. La si può donare in tanti modi. Uno dei modi è anche semplicemente donare un po' di se stessi alle persone che abbiamo vicino a noi, alle persone che abbiamo intorno a noi, o anche le persone lontane. Come io oggi sono lontano, io sono in Bulgaria oggi, ma ho veramente il piacere e l'onore di operare in questi 25 minuti per l'associazione, perché mi sento parte di questo grande cuore che è questa meravigliosa associazione. Quindi cosa posso dire in questi ultimi minuti? Veramente andate sul sito internet, potete farlo anche dallo smartphone, ormai ce l'avete, purtroppo ce l'abbiamo quasi tutti. Con lo smartphone, col computer potete entrare umanitariapadana.net, dona ora, trovate tutti i riferimenti, ci sono 4-5 modi diversi, metodi diversi per darci un supporto. Chiedervi di far parte di questa associazione può essere ancora più importante, no? Contattate l'ufficio e trovate tutti i nostri riferimenti, tutti i metodi, tutti i modi per chiamare, gli orari, tutto quello che vi serve, e sarà un piacere avere conferma. Ecco, mi raccomando, se fate una donazione, nella causale scrivete il vostro nome e cognome, come contattarvi magari, in modo che anche l'ufficio possa ringraziare il vostro supporto. E se avete bisogno di qualche altra informazione, seguiteci sui social, ci sono tantissime fotografie, tantissimi documenti che certificano il buon lavoro che stiamo facendo da tanti anni. E perché no, guardando quello, se avete fatto qualche volta una donazione per noi o avete partecipato ai nostri lavori, potete vedere, andare a ritrovare quella donazione che avete fatto, quella parte, all'interno di uno dei progetti che magari in un video vedete nella felicità dei bambini e delle persone che ricevono questo nostro grande dono. Penso che siamo quasi al termine, giusto regia? Sì, concludi quando vuoi, tranquillo. Ok. So che il 57 e il 58 sono i momenti, poi c'è la pubblicità, quindi giusto che anche Radio Libertà abbia la sua parte importantissima, che ringraziamo ovviamente per questo spazio, e ci sentiamo alla prossima, sempre qui su Radio Libertà. Buon fine settimana a tutti. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Avete ascoltato